Antonio Tognoni, coordinatore per la Regione Veneto e Trentino dell'Unione Nazionale Consumatori. Parliamo di truffe legate all'energia, al gas e alla telefonia. Come difenderci e soprattutto come essere un po' più accorti? Diciamo che noi consigliamo a tutti i cittadini, i consumatori, quando hanno a che fare con questi servizi, di stare attenti a ciò che si firma, di stare attenti e soprattutto essere consapevoli di ciò che firmate, essere consapevoli del servizio che si ha, del prezzo, della tariffa in senso generale e di tutto ciò che viene offerto, perché spesso non è sempre così. Il venditore magari aggressivo cerca di rifilare il contratto a tutti i costi senza magari dare le notizie che servono. Presidente, quali sono le truffe più comuni? E ricordiamoci che questi sono professionisti della truffa e noi non siamo sempre in grado di capire cosa leggiamo, cosa firmiamo, è difficile. Ma diciamo che il sistema di raggiro più diffuso è quello di presentarsi a casa delle famiglie, suonare il campanello dicendo che è Enel o qualcosa del genere, in realtà è un venditore che vende tariffe, che vende contratti per l'energia del libero mercato. Questi signori sono autorizzati ad andare a fare queste vendite, ma devono avere un comportamento magari più corretto ed essere trasparenti, soprattutto informare il cittadino il perché sono lì e la visita che fanno. Comunque noi qui oggi al convegno con la Polizia e Guardia di Finanza affrontiamo proprio questi casi dove alle volte non si comprende qual è il confine tra l'illecito civile e l'illecito penale, quindi siamo qua a valutare insieme al magistrato alcuni comportamenti che devono essere rilevati magari dall'operatore che riceve una segnalazione dal cittadino per presentare una denuncia o quant'altro.